15 ristoranti di 6 delle 7 province del Veneto a contendersi la Maeli Chef Cup nell'incantevole cornice di Villa Vescovi a Luvigliano di Torreglia, nel cuore dei Colli Euganei, i cui lavori di edificazione presero il via nella prima metà del Cinquecento, come ricorda il responsabile FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano di Padova, Giulio Muratori, che invita a far vivere i luoghi antichi attraverso la frequentazione del pubblico, generando flussi di rilevante interesse economico, come ha dimostrato la citata rassegna culinaria Maeli Chef Cup, dove le ricette del territorio sono state rilette attraverso una visione aggiornata ai tempi di street food, finger food e cucina vegana. Maeli è una parola composta da Marna e Limo, quindi abbiamo sintetizzato e è diventato Maeli. Questo perché noi vogliamo dare ai nostri vini il nome del territorio, dove la Marna del Limo e il Limo sono appunto due componenti all'interno del nostro terreno, quelli dove si trovano i nostri vigneti. Quindi i nostri vigneti di Moscato Fior d'Arancio, così come quelli delle altre uve, affondano le loro radici in questi strati di Marna e di Limo e ne ricavano l'essenza di questi due componenti, che vengono poi trasferite ai nostri vini. Dal vino al cibo, anche qui è una scoperta del territorio, perché non è che si parli di cucine esotiche, si parla proprio di tipicità del territorio. Sì, ormai vino e cibo sono un binomio indissolubile e io ho cercato di legarlo sempre di più anche attraverso, diciamo così, in modo anche non scontato, perché normalmente uno spumante dolce come il Fior d'Arancio, che è il nostro vino che ci sta più a cuore, il nostro vino di punta, si può abbinare anche a piatti culinari che non sono soltanto preparazioni dolci, quindi non sono soltanto dei dessert, e tra le preparazioni culinari ci sono sempre interpretazioni del territorio, ci possono essere anche proposte più originali, creative, perché Maeli Chef Cup va proprio a premiare l'appetizer in assoluto migliore rispetto all'abbinamento con i fior d'arancio, ma va anche a premiare la tipicità del territorio, e quindi il territorio insomma è sempre molto presente, facendo anche noi vini del territorio.